Le posture scorrette e statiche sono una delle cause di lesioni e disturbi muscoloscheletrici che, come suggerisce il nome stesso, colpiscono i muscoli, le articolazioni, i tendini, i legamenti, i nervi, le ossa ed il sistema circolatorio. Quindi si consiglia vivamente di adottare la postura più comoda possibile per ridurre al minimo i rischi, il disagio e l'affaticamento. Per ridurre lo sforzo e la fatica è necessario assumere una corretta posizione. Schiena sempre dritta, senza incurvarla. Spalle sempre rilassate. Gomiti leggermente scostati dal corpo e formando un angolo di circa 90 gradi. Gli avambracci paralleli al suolo. I polsi rilassati ed allineati con gli avambracci. Non muovere il collo su e giù, guardando lo schermo e la tastiera, né girarlo verso destra e sinistra. Per questo, la parte superiore dello schermo dovrebbe essere all'altezza dei tuoi occhi. Le cosce parallele al pavimento e formando un angolo di circa 90 gradi. Le ginocchia dovrebbero formare un angolo di circa 120 gradi. Potresti utilizzare un poggiapiedi se l'altezza del sedile non consente di appoggiare i piedi sul pavimento. Se hai un laptop, puoi sollevarlo e aggiungergli una tastiera. Oppure aggiungergli una tastiera ed anche un monitor con uno schermo più grande. Inoltre, conosci già altre abitudini salutari. Sai che devi alzarti dalla sedia e rilassarti per qualche minuto ogni mezz'ora. Sai che devi assicurarti di avere una buona illuminazione e una ventilazione naturale. E sai anche che puoi rilassare i tuoi occhi guardando in lontananza per qualche istante. Se mantieni una corretta postura del corpo e buone abitudini di riposo e rilassamento, eliminerai o quantomeno ridurrai le lesioni ed i disturbi muscoloscheletrici. Nella scheda Aiuto troverai un glossario dei termini più utilizzati nel corso ed una spiegazione con immagini di ciascuno degli elementi che lo compongono. Questa è una video lezione del corso di dattillografia di interdidattica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.